Con uno sprint finale di 48.896 ingressi registrati dal 17 aprile, lunedì di Pasquetta, al 1 maggio, ultimo giorno di apertura, la mostra Storie dell'impressionismo chiude toccando i 330.474 visitatori complessivi. In 183 giorni di attività, la rassegna curata da Linea d'Ombra ha portato al Museo di Santa Caterina di Treviso in media 1.806 persone al giorno, con un picco di 5.054 domenica 30 aprile. Per 10 settimane è stata la mostra più visitata in Italia, come sottolinea l'organizzatore e curatore Marco Goldin. Vedete il dato finale dei visitatori, 330.474 visitatori nei 6 mesi nei quali la mostra è rimasta aperta, per la precisione 183 giorni, che dà una media giornaliera di 1.806. I visitatori prenotati sono stati il 52%, quelli di cassa il 48%. Allora, già questo è un dato, quello dei visitatori totali, ovviamente un dato straordinario, che ci ha collocato per 3 mesi su 6 al primo posto in Italia, e anche, soprattutto nelle ultime settimane, in modo quasi imbarazzante per la superiorità, perché le ultime classifiche che vengono pubblicate ogni domenica su Repubblica dei visitatori settimanali ci hanno messi davanti addirittura di quasi 10.000 visitatori alla seconda mostra. Voglio dire che Treviso è una città di 84.000 abitanti, ed è stata praticamente sempre davanti a città da milioni di abitanti come Roma e Milano. E quindi abbiamo, se vogliamo parlare in questo momento dei numeri, abbiamo fatto tornare Treviso al ruolo nel quale l'avevamo portata 15 anni fa, quando per 6 anni avevamo fatto le mostre in Casa dei Carraresi. E l'operazione rappresenta un successo anche per il sindaco Giovanni Manildo, che aveva fortemente voluto il ritorno di Goldin a Treviso. Una grandissima soddisfazione, è stato un obiettivo centrato il fatto di far tornare Marco per i 20 anni di Linea d'Ombra. Questa mostra Storia dell'impressionismo è stata veramente impressionante, ho usato questo termine con Marco. 330.474 visitatori sono un numero incredibile, però è anche bellissimo l'effetto che ha avuto sulla crescita culturale della città. Abbiamo potuto vedere dei capolavori incredibili, e su un effetto volano ha fatto veramente tornare Treviso alla ribalta nazionale e anche internazionale per qualcosa di positivo, e di questo siamo assolutamente molto soddisfatti. Ora si guarda al futuro. Il critico trevigiano dal 7 ottobre prossimo all'8 aprile 2018 si dedicherà ad una nuova mostra a Vicenza incentrata su Van Gogh, ma a Casugana sono convinti che si tratti non di un addio ma di un arrivederci. Già d'accordo con Marco che a ottobre non sarebbe partiti a Treviso. Stiamo facendo dei lavori e dopo l'inaugurazione della nostra permanente, che avverrà a dicembre, vogliamo sicuramente fare una temporanea per febbraio, e stiamo lavorando con Marco perché sia con Linea d'Ombra questa inaugurazione. Si tratterà quindi di una mostra più breve, fino al weekend del 2 giugno, non a caso battezzata dei 100 giorni. Goldin conferma di aver già abbozzato alcune idee, ma proprio nel tracciare il bilancio dell'esposizione appena conclusa non ha nascosto alcune perplessità. Innanzitutto, tra le prenotazioni solo il 25% è arrivato dalla provincia di Treviso. Il minimo sindacale, si è sfogato il curatore. E soprattutto la freddezza delle categorie economiche, in particolare commercianti, albergatori e ristoratori, che, accusa Goldin, nonostante siano quelli che più hanno beneficiato del flusso di turisti in questi 6 mesi, se ne sono stati sempre zitti. Sulla strada della nuova mostra, però, ci sono anche alcune difficoltà tecniche. Dobbiamo aspettare che la sala ipogea, nella quale comunque ci sarà la parte conclusiva di una ipotetica prossima mostra, venga risistemata, il che avverrà non prima di dicembre-gennaio del 2018, e quindi per pensare a qualcosa ci dobbiamo pensare adesso ovviamente, ma non si potrà inaugurare prima di, credo, fine febbraio, quindi a quel punto, andando fino al ponte del 2 giugno, si tratta veramente di un centinaio di giorni, quindi una mostra che avrà sicuramente, nel caso in cui
possa essere fatta avrà ovviamente uno standard diverso, non si potranno ovviamente replicare 300.000 visitatori, ma ci sarà dell'altro. Lei ha già presentato comunque dei progetti al sindaco, all'amministrazione comunale, state già discutendo? Ma più che presentato ne abbiamo parlato e ho condiviso con il sindaco un paio di idee. Ho sondato alcuni musei che dovrebbero dar corpo a questi 2 progetti, diciamo che c'è la disponibilità, adesso però prima di presentare una proposta definitiva occorre anche far quadrare un po' i conti, perché è ben vero che come sempre linea d'ombra, e dunque io personalmente mi accollo un grande rischio di impresa, ma è altrettanto vero che non ci potranno essere per varie ragioni né Unicredit né Generali né Segafredo Zanetti, che sono stati i 3 grandi sponsor di questa mostra, e dunque va ricostituita la compagine delle sponsorizzazioni. Questo, ovviamente dati i tempi non è facile e tutto ciò deve avvenire in tempi molto brevi, quindi vedremo se sarà possibile. Dunque, bisognerà attendere per capire se ci sarà un Goldin bis a Treviso.